Buongiorno da Telecolor, vediamo insieme i fatti più importanti di questa edizione di Sicilia 24. Catania, smantellata dalla polizia, organizzazione dedita a estorsioni, furto e spaccio di stupefacenti. 11 arresti nell'operazione Catena Spezzata. Le mani della mafia sul comune di Custonaci. Blitz della polizia con 21 arresti. In carcere anche l'ex assessore Carlo Guarano, indagato a piede libero l'ex sindaco Giuseppe Morfino. Maxi sequestro da quasi 90 milioni di euro a Cosa Nostra catanese, 31 le persone indagate dalla Guardia di Finanza nell'operazione Replay, 3 arresti. Mancano i medici nei reparti di urgenza e lo Stato arruola professionisti a gettone che arrivano a guadagnare fino a 1.500 euro a turno. Palermo ostaggio del traffico, per fare pochi chilometri si impiega più di un'ora. Ponte Corleone e via Crispi, le zone più caotiche. A Catania, nel quartiere di Cibali, la festa per i nuovi locali dell'oratorio che da generazioni unisce le famiglie e contrasta la dispersione scolastica. Calcio in Serie B, pari in rimonta del Palermo contro lo Spezia. La squadra di Corini riacciuffa i liguri solo nel recupero. E domani contro il Monterosi torna in campo il Catania per il turno infrasettimanale di Serie C. Ancora una buona giornata da Telecolor, cominciamo con la cronaca, rapinatori violenti, 11 arresti nell'operazione Catena Spezzata che ha smantellato una organizzazione che era specializzata anche nelle estorsioni, ai furti e allo spaccio di stupefacenti. La polizia, abbiamo chiuso il cerchio per evitare il peggio. Il servizio è di Tonino De Mana. L'hanno chiamata Catena Spezzata per l'efferatezza delle azioni e perché il territorio delle principali scorribande era quello di Acireale ed Acicatena, ma con puntate anche a Belpasso e Campobello di Licata. Aggressioni spietate e sfrontate che per la violenza delle azioni hanno spinto gli investigatori ad accelerare le indagini prima che qualcuno potesse farsi male davvero. 11 gli arresti della polizia di Catania che ha smantellato un'organizzazione criminale a struttura piramidale guidata da Antonino Patanè, 63 anni, ritenuto vicino al clan Laudani. 4 le rapine effettuate, la prima il 12 ottobre del 2022 in un ufficio postale di Catania ed una sventata il 22 dicembre del 2022 che ha portato all'arresto in flagranza di 2 malviventi nel corso di un raid effettuato a Belpasso e concluso con il ferimento di un commerciante. Un'azione cruenta che ha indotto la squadra mobile a chiudere in fretta le indagini e a far scattare le manette. Oggi sostanzialmente si è concluso il ciclo di natura operativa, come sapete. C'è stata l'attività repressiva correlata a questa indagine, come abbiamo detto, lampo. Il gruppo faceva riferimento a un soggetto dotato di una particolare caratura criminale. Un'escalation di violenza che in 3 mesi ha terrorizzato i commercianti, vessati, aggrediti e feriti, in un caso anche con il calcio della pistola, con l'unico obiettivo di arraffare soldi, quanto più denaro possibile, come mostra l'azione concitata di questo malvivente intento a svuotare le casse. Non solo rapine, il gruppo effettuava anche furti, estorsioni e spacciava droga nell'Interland acese. E adesso invece andiamo nel Trapanese, le mani della mafia sul comune di Custonaci. C'è stato un blitz, 21 gli arresti, in carcere l'ex assessore Carlo Guarano, mentre è indagato a piede libero l'ex sindaco Giuseppe Morfino. È stata acquisita anche della documentazione tecnico-amministrativa e contabile presso proprio gli uffici comunali. Laura Spanò. Un'inchiesta antimafia, quella portata a termine nella notte nel Trapanese, che scuote la politica locale, in particolare quella del comune di Custonaci. In carcere sono finite 21 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa, concorso esterno in associazione mafiosa, turbata libertà degli incanti, estorsione e intestazione fittizia di beni. DIA, squadra mobile e nucleo investigativo dei carabinieri hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Palermo. L'inchiesta, denominata Scialandro, è coordinata dalla DDA del capoluogo siciliano. 17 persone sono finite in carcere, 4 ai domiciliari. Secondo gli investigatori sono legate alle famiglie mafiose di Custonaci, Valderice e Trapani. Tra le arrestate l'ex vice sindaco Carlo Guarano, e lui il politico finito in carcere. Guarano è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa. Con lui tra gli indagati a piede libero anche l'ex sindaco di Custonaci, il medico Peppe Morfino, che ha subito all'alba di oggi una perquisizione. Indagato anche l'ex assessore Giovan Battista Campo. C'è anche un altro politico
l'unico indagato, un attuale consigliere comunale. Numerose le perquisizioni, gli investigatori hanno acquisito documentazione tecnico-amministrativa e contabile al comune di Custonaci. A Guarano viene contestato di essere stato l'elemento di collegamento tra la cosca mafiosa e il municipio. Le intercettazioni nel maggio del 2022 l'hanno sorpreso mentre mostrava tutta la sua insofferenza per le manifestazioni in ricordo delle stragi di Capaci e Piedamelio. Un anno prima era stato deciso di intitolare l'aula consigliare ad Antonino Caponnetto, il magistrato che ideò il pool antimafia. Guarano Cosdegno diceva che i soldi li doveva sborsare il magistrato morto. Le intercettazioni hanno anche seguito le mosse dei fedelissimi di Matteo Messina Denaro. Uno degli arrestati diceva di averlo incontrato in una grotta. Si parla di rapporti opachi tra esponenti della vecchia amministrazione comunale di Custonaci e le famiglie mafiose. Dalle indagini durate 3 anni i boss imponevano al comune i nomi di chi doveva ricevere contributi economici post-Covid. Sarebbero anche riusciti a pilotare l'affidamento di appalti pubblici in favore di ditte colluse o a loro riconducibili, una delle quali ho assunto fittiziamente un ergastolano solo per consentirgli di beneficiare della semilibertà. Il controllo socio-economico del territorio veniva attuato pure attraverso estorsione e intimidazione nei confronti dei titolari di aziende agricole per dissuaderle all'acquisto di terreni finiti nel mirino dei mafiosi. E la Guardia di Finanza di Catania continua le indagini sugli affari degli imprenditori che sono legati al clan Scalisi di Adrano. Già in carcere sono stati sequestrati altri 86 milioni di euro. Seguendo il flusso dei soldi, i finanzieri hanno scoperto altri reati, dalla bancarotta al riciclaggio. Eva Spampinato. Hanno seguito il flusso dei soldi e sono arrivati a scoperchiare un vaso di Pandora, fatto di mancato versamento dell'IVA, distrazione di fondi da una società ad un'altra, prestanomi, autoriciclaggio, reimpiego di denaro illecito, bancarotta. È così che tornano nel mirino della Guardia di Finanza e del Comando Provinciale di Catania gli imprenditori Antonio Siverino, detto un miliardario, e il figlio Francesco, già arrestati in precedenza insieme con un prestanome. I finanzieri, in collaborazione con lo Scico, hanno eseguito un blitz in 5 regioni italiane, arrestato 3 persone e indagato altre 28, oltre che sequestrato beni per 86 milioni di euro. Secondo le accuse, i Siverino avrebbero sistematicamente favorito il clan Scalisi di Adrano, articolazione locale della famiglia mafiosa Laudani, alimentando le casse del gruppo con un contributo stabile e protetto nel tempo. L'obiettivo era quello di consolidare il potere economico dell'organizzazione mafiosa, incrementare e allo stesso tempo occultare il patrimonio del sodalizio, dal quale in cambio avrebbero ricevuto protezione e agevolazione per espandere le proprie attività imprenditoriali. Nel nuovo filone investigativo sono stati approfonditi i rapporti commerciali e i flussi finanziari della rete di 25 imprese con sede a Catania, Milano, Napoli, Roma, Varese e Verona, facenti capo ai 2 imprenditori arrestati. Sono state ricostruite le cause che hanno portato al gravissimo dissesto economico di una società catanese attiva nella commercializzazione di carburante e formalmente amministrata da un soggetto di comodo, dichiarata fallita nel 2021. La società fallita non avrebbe versato l'IVA per oltre 9,7 milioni di euro solo nel 2019. I 2 imprenditori, inoltre, con l'aiuto di prestanome a capo di 6 diverse società, tutte riconducibili a loro, avrebbero operato ingiustificati prelievi in contante e bonifici in favore di queste società, drenando così liquidità per quasi 30 milioni di euro in poco più di 3 anni. 8 tonnellate di alimenti e sanzioni amministrative per oltre 9.000 euro sono il bilancio di alcuni controlli dei NAS di Catania in diversi esercizi commerciali del settore della ristorazione. Sequestrati 20 kg di prodotti ittici di provenienza incerta trovati all'interno di frigo congelatori installati in un garage di fronte ad un ristorante del centro storico della città. 7 titolari di attività commerciali sono stati segnalati alle autorità sanitarie e anche amministrative. Adesso voltiamo a pagina, parliamo di sanità, una sanità che ha diversi problemi e che fa anche delle operazioni poco in linea con il risparmio, con la spending review. Mancano i medici nei reparti di urgenza e lo Stato arruola professionisti a gettone che arrivano a guadagnare fino a 1.500 euro ogni turno. Luca Ciliberti. Sono qua da 8:30 della mattina. Un'oretta e mezza, credo che sia, non lo so se è normale o meno, però. Non c'era qui il cardiologo e l'hanno dovuto mandare a Lentine. Non ci vuole lavorare più nessuno, perché vengono tutti quanti aggrediti, e poi prendo quando l'ospedale, quando mi prendono il reparto, ma il reparto lavora molto meno, non c'è paragone.
Arrivare al pronto soccorso e dopo un'attesa di ore ritrovarsi affidati alle cure di un medico, sì, ma che spesso ha scarsa o nessuna esperienza nella medicina di urgenza perché è specializzato in oncologia, in radiologia o in medicina estetica. Negli ospedali, specie nei reparti di emergenza, mancano medici, si calcola circa il 40% nelle piante organiche e la maggior parte delle aziende sanitarie territoriali per tamponare sono costrette ad arruolare liberi professionisti a partita IVA, i cosiddetti gettonisti. In Sicilia su circa 800 medici di pronto soccorso che servirebbero ce n'è poco meno di 400, soprattutto nei pronto soccorso di periferia, quelli delle ASP. Pensare di poter rimpolpare le nostre unità operative con i medici gettonisti è assolutamente una follia. Gestiti da cooperative nazionali, sono chiamati per coprire turni di 12 ore e vengono pagati dalle 80 alle 120 euro all'ora. Un medico che può avere qualunque tipo di specializzazione o anche nessuna specializzazione, che accetta di fare il gettonista, guadagnerà per una notte in servizio 1.200 euro, 100 euro l'ora. C'è un mio amico oncologo, per esempio, che recentemente ha scelto di mettersi in aspettativa dal posto di lavoro dove era di ruolo, si è preso aspettativa, la legge lo consente, e nei mesi in cui sarà in aspettativa farà questo, i turni in pronto soccorso, e ovviamente guadagnerà cifre che da dipendente non avrebbe mai guadagnato, non si sarebbe mai sognato di guadagnare. E spesso, quando i pronto soccorso sono affidati ai gettonisti, i reparti si fermano. Evidentemente il gettonista viene pagato ad ore. Se ha un caso dubbio, tiene il paziente all'interno del reparto di pronto soccorso tutto il tempo che serve per fare una diagnosi che lo metta al riparo anche dal punto di vista medico-legale. Ma mentre lui studia al triage e in sala d'attesa, c'è magari quello col braccio rotto che aspetterà ore. E quello dei gettonisti è solo uno degli aspetti che riguardano il tema della carenza dei medici. Secondo le più recenti stime, in Sicilia manca un medico su 2. Una vera e propria fuga dagli ospedali pubblici che si riflette anche sull'assistenza sanitaria. Lorena Dolci ne parlerà oggi a Sicilia 24 Focus, in onda alle 14:30, subito dopo il nostro telegiornale. Con lei il vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Palermo, Giovanni Merlino, ed il rappresentante di categoria, Alessandro Idonio. Potete inviare i vostri messaggi al 342 745 5005. Potete seguire la trasmissione anche in streaming sul sito lasiciliaweb.it. Parliamo adesso di attività industriali e soprattutto di economia, perché la Sicilia si scopre a sorpresa, insieme a tutto il meridione d'Italia, traino dell'economia europea. Il sud cresce più del nord, un dato che fa a pugni con le condizioni generali del paese. Manlio Viola. L'Italia traina la crescita economica in Europa e il Sud con la Sicilia trainano la crescita in Italia. Il dato che ha dell'incredibile emerge dall'analisi di Unioncamere sui dati Infocamere. L'analisi parte dal saldo attivo fra nascita e chiusura di aziende nuove e vecchie. La Sicilia, che da sempre è la culla delle start-up, in questi 3 mesi ha registrato la nascita di oltre 1.500 imprese innovative. Ed anche l'edilizia, grazie al PNRR e agli ultimi effetti del Superbonus, continua a crescere. Per questo Unioncamere Sicilia continua a sostenere iniziative per l'innovazione e la digitalizzazione delle imprese, che sono i veri fattori della resilienza dell'attività economica. In Sicilia nel terzo trimestre del 2023 si registra una crescita di 727 aziende. In termini percentuali si tratta dello 0,15%, ovvero appena inferiore allo stesso periodo dello scorso anno. A trainare sono le costruzioni, perché grazie agli investimenti che vengono dal PNRR c'è tanto da realizzare. Dati che fanno a pugni però con le reali condizioni del paese, dove la disoccupazione resta al secondo posto in Europa e quella giovanile e femminile al primo posto. I servizi nel sud hanno un coefficiente di efficienza della metà rispetto al centro e di 1/4 rispetto al nord. Da questa settimana metteremo in campo 2 importanti azioni per sostenere lo sviluppo territoriale e l'internazionalizzazione delle imprese, con ricadute importanti sull'occupazione dei giovani. Infatti, domani presenteremo con la Camera di Commercio di Palermo Enna la nuova piattaforma Servizi Nuove Imprese,
assieme allo sportello dedicato a chi ha voglia di avviare una nuova attività. Una crescita importante, ma resa possibile probabilmente dalle condizioni di partenza che continuano a denunciare arretratezza e un gap difficile da colmare, anche se dalla regione siciliana si esulta. Gli aiuti regionali, dicono gli assessori all'economia Falcone e alle attività produttive Tamaio, danno fiducia e questo libera investimenti e voglia di fare impresa. Adesso ci fermiamo, c'è una breve sosta, torniamo con le altre notizie della giornata. Siamo di nuovo insieme, andiamo a Palermo, una città di fatto inghiottita dal traffico, in particolare sono due le zone in sofferenza, Ponte Corleone e Via Crispi, che a causa anche dei lavori in alcune circostanze diciamo, costringono gli automobilisti a stare in auto per ore per percorrere appena qualche chilometro. Marco Gullà. Mi vergogno a dirlo. È traffico, troppe macchine, è un traffico tentacolare, vorticoso, che ci impedisce di vivere. Forse lo zio di Johnny Stecchino nel celebre film Tanto torto non aveva. Uno dei problemi della città di Palermo è proprio il traffico, tentacolare come dice lui. E in effetti, guardando le immagini odierne, non ci andiamo tanto lontani. Questo è Ponte Corleone. A causa degli ennesimi lavori su una delle careggiate, questo è il risultato, una coda di auto infinita. E ci vanno nemici, famiglia contro famiglia, troppe macchine. Troppe macchine, vero, ma anche lavori in due parti nevralgiche della città, come appunto su Ponte Corleone e poi in Via Crispi, altro snodo cruciale della viabilità palermitana. Anche più di un'ora per percorrere alcuni chilometri, una città sempre più assediata dal traffico quotidiano che in alcune ore della giornata diventa davvero estenuante per tutti gli automobilisti. Chiediamo all'assessore comunale all'urbanistica quale può essere la soluzione. I problemi del traffico di questa città si risolvono, intanto verificando che non siano necessari anche interventi sulla viabilità, sul miglioramento della fluidità del traffico, ma soprattutto è importante rendere il trasporto pubblico locale, sia quello su gomma, quindi gli autobus, che quello su ferro, con il progressivo entrata in funzione di passante, anello e tram sempre più esteso, l'alternativa migliore. Cioè, dobbiamo fare in modo che i palermitani possano lasciare a casa la loro auto e quindi non congestionare le strade e poter utilizzare un trasporto pubblico locale sempre più efficiente. Intanto però gli anni passano e le parole dello zio di Johnny Stecchino restano assolutamente attuali. Mi vergogno a dirlo, è traffico. Adesso siamo a Catania, ma parliamo di tutt'altro. Nel quartiere Cibali, l'oratorio che ha formato generazioni di giovani sottraendoli alla strada e alla criminalità. E dopo l'acquisto di alcune case diroccate e la loro riqualificazione, c'è stata la festa per i nuovi locali e 100 anni di storia da raccontare. Adelaide Barbagallo. Da abitazioni fatiscenti a una casa per tutti. A Catania, nel cuore di Cibali, quartiere ad alto rischio dispersione scolastica, l'oratorio che ha formato intere generazioni di giovani. 100 anni di storia, 50 da quando c'è pure la chiesa. Ed è giunto il momento di festeggiare i nuovi locali. Qui, dai bambini ai più anziani, tutti si incontrano e fanno qualcosa. Questo oratorio come la fontana in cui tante famiglie possono attingere acqua da riportare nella propria casa. Il recupero scolastico si fa con un rapporto individuale di insegnante e bambino 1 a 1. Molti dei nostri bambini fanno recupero scolastico a casa di anziani invalidi che non possono venire in parrocchia. Un oratorio che è un faro per questo quartiere. Il mio sogno è che ogni parrocchia abbia il suo oratorio. L'oratorio ormai non è più semplicemente il luogo dei ragazzi, ma il luogo delle famiglie. Dobbiamo pensarlo così. Nel 1921 la famiglia Marletta donò il terreno per far sorgere un centro di aggregazione giovanile. La prima costruzione fu una cappella e poi il teatrino, ai cui spettacoli partecipava tutto il quartiere. Tutti maschi, anche le parti femminili le facevano i maschi.
Tra i più giovani c'è Alice, cresciuta qui e che all'oratorio ha dedicato la sua tesi di laurea. C'è Alessia. Padre Alberto, vorrei andare in Africa per aiutare il prossimo, e lui mi ha risposto: c'è bisogno che arrivi fino a là, inizia da qua, da casa tua. Vito ora fa il ginecologo. La guerra era finita da pochi anni e l'oratorio ci accolse per farci maturare dal punto di vista religioso, spirituale e anche sportivo. Molti ragazzi di un tempo diventati professionisti e che continuano a frequentarlo. Cardiologi, otorine, di tutto c'è stato in questa, una sorta di clinica, voglio dire, che ci ha preparati per il futuro. Un oratorio che riesce a raccogliere la solidarietà di tanti, e tra questi anche quella del calciatore del Catania Di Carmine, che ha donato la sua maglia numero 10 che verrà data in sorteggio. Ed eccoli ancora qui, i ragazzi degli anni 60. Avete interrogativi, proposte e anche proteste da far arrivare all'amministrazione di Catania venerdì 27 alle 14:30. Sicilia 24 Focus, proprio su Telecolor, ospiterà in diretta il sindaco di Catania, Trantino. Inviate le vostre domande alla nostra mail, che è sicilia24focus@telecolor.it, oppure al numero WhatsApp 342 745 5005. Il sindaco risponderà proprio a voi. E adesso ci fermiamo ancora, fra pochissimo torniamo con lo sport, con il calcio. Siamo adesso al calcio e partiamo in questa pagina sportiva, la cominciamo con le forti emozioni vissute dai 30.000 del Barbero nella notte pazza, vissuta anche dalla squadra di Corini, che è andato sotto 2 gol e poi ha recuperato a tempo abbondantemente scaduto il risultato contro lo Spezia. Finita 2-2, alla fine Stulac ha regalato il punto insperato ai rosanero. Marco Gullà. Il Palermo non muore mai. Al minuto 104 Leo Stulaz recupera lo Spezia e con una punizione magistrale pareggia sul 2-2, una partita che sembrava persa. E invece il Palermo non si è arreso, è risalito dallo 0-2 al 2-2, un punto che ha il sapore quasi della vittoria. Una partita pazza, quella del Barbera, non adatta ai deboli di cuore. I 30.000 sugli spalti chiedono una vittoria, ma è lo Spezia a giocare meglio sin dall'inizio e a creare occasioni. Così, dopo un salvataggio di Piacelli, Henderson alla mezz'ora regala palla a Reca, che dal limite dell'area sfodera un tiro a giro che brucia l'estremo difensore rosanero. È 0-1. Il Palermo stordito prova a reagire, ma la formazione ligure è ben messa in campo. Nella ripresa il Palermo si riversa in avanti, reclama un rigore che probabilmente c'era, ma che l'arbitro non fischia dopo 3 minuti al VAR. Si va avanti ed è lo Spezia a raddoppiare. Bandinelli approfitta del lassismo della difesa palermitana, serve Zurkowski con un cross basso e da pochi centimetri il numero 9 non fallisce. Sembra finita, ma non è così. Lund per Mancuso, non sbaglia l'attaccante rosanero subentrato a Insigne. 1-2. Il Palermo crea, tira in porta, ma non riesce a pareggiare. La partita regala ancora emozioni, le più belle per il rosanero. Dopo un presunto calcio di rigore al 102esimo per una spinta di Bertola su Soleri, Forneo assegna il calcio di punizione dopo aver stabilito al VAR che il contatto è avvenuto fuori area. Ci pensa Stulaz a fare 2-2 e a mandare in estasi il popolo del Barbera. Le due squadre hanno accettato il confronto, hanno cercato di superarsi fino all'ultimo secondo. Se andate a vedervi i dati della partita certificano che meritavamo un risultato positivo e l'abbiamo ottenuto con una spinta straordinaria del nostro pubblico, 30.000 persone che ci hanno aiutato, sostenuto, e noi abbiamo messo in campo l'energia giusta per provarci, per non abbatterci. Palermo terzo in classifica, ma con una partita ancora da recuperare. Adesso parliamo di Lega Pro. Il Catania torna in campo domani pomeriggio contro il fanalino di coda, il Monterosi Tuscia, una trasferta che per la formazione di Tabbiani significa tanto, soprattutto sul piano della continuità di risultati. Sentiamo il servizio. I successi di 3 punti contro il Taranto appartengono già alle statistiche. Adesso il Catania cerca continuità, ma soprattutto una svolta che, se sarà, si capirà già dalla partita di domani in casa del fanalino di coda Monterosi, un avversario che, a dispetto dei soli 2 punti conquistati nell'ultimo turno, ha messo alle corde il ben quotato Avellino, e l'errore che si può fare in questo momento è proprio quello di sottovalutarlo. Il vento deve cambiare, già si è notata un'inversione nell'approccio della squadra e l'esultanza di Di Carmine, con un Tabbiani che
domenica era dato sotto esame è un bel segnale di compattezza della squadra, ma adesso occorre dimostrare di poter proseguire su quella strada. Servono conferme anche lontano dal Massimino. Il tecnico rossazzurro ha battuto molto su questo argomento in questi giorni di preparazione e di avvicinamento al match di domani pomeriggio. Ritroverà Silvestri, il difensore centrale che ha scontato il turno di squalifica, e può contare anche sulla disponibilità, seppur non a tempo pieno, di Chiarella se dovesse esserci necessità per l'attacco. Quaini è difficile possa essere recuperabile, così dal primo minuto potrebbe esserci spazio per Rizzo. Gli impegni ravvicinati impongono di dosare le forze, del resto i prossimi impegni con Avellino, al Massimino e le trasferte di Potenza e Cerignola sono ad alto livello di intensità. Così il match winner di domenica scorsa, Samuel Di Carmine, potrebbe fare staffetta con Sarao, poi Chiricò, Marsura e Bocic si giocheranno le altre due maglie se dovesse essere 4-3-3, altrimenti c'è la possibilità di vedere Sarao e Di Carmine insieme dall'inizio con Bocic dietro, soluzioni su cui sta lavorando Tabbiani, ma su cui scioglierà i dubbi solo nell'immediata vigilia della gara. È tutto, vi ricordo che noi seguiremo come sempre la partita del Catania durante diretta stadio domani a partire dalle 18. Mi fermo qui, fra poco c'è Sicilia 24 Focus, auguro a tutti voi ancora una buona giornata.